Ciao imbruttiti, oggi siamo a Borso del Grappa in provincia di Treviso e abbiamo scovato un pericolosissimo criminale. Andiamo a vedere chi è. Legione Carabinieri Veneto. Abbiamo in mano un verbale di contestazione che dice: ha violato la norma prevista dall'articolo 624 codice penale perché utilizzando il profilo personale pubblico del noto social network Facebook bestemmiava contro le divinità, scrivendo le seguenti imprecazioni. Ma quali saranno queste imprecazioni? Dal nulla mi spuntano dietro i cari amici carabinieri che mi hanno fermato come se fosse un ricercato, un omicida, perché hanno mandato via lui e hanno trattenuto da me, perquisendomi la macchina da cima a fondo, cercando a loro detta armi. Fatto avvenuto il 10/3/2017. Io ero in rabbia nero, sono andato a casa, ho preso il cellulare, ho fatto le foto di tutto il verbale e ho pubblicato su Facebook, bestemmiando come non mai, perché mi sentivo altamente preso per il culo da questo loro comportamento. Quindi te tira una madonna nel tuo profilo Facebook. Ma tante pide una madonna. E mi hanno invitato a seguirli in caserma per il verbale. Dopo mi hanno detto: Nicolò, qua abbiamo un'altra cosa da darti. E alla fine mi ritrovo con questo verbale qua. Io subito, appena mi sono messo a leggerlo, che ho ridesto in faccia, perché sai, dai, è una roba mai sentita. Però così è andata. Loro mi hanno pure detto che c'era il Papa su Facebook che cerca questo genere di cose qui. E la mia risposta è stata che sono affari suoi, cioè io non vado a controllare la gente che bestemmia. Ok, quindi che sei il Papa che controlla e sconti la multa dipende dal Papa? Vabbè, secondo me no, ma se che sei un volere divino per questo, assimo che vai cosita. Ecco, assimo che va cosita. Nicolò prende 103 euro di multa, insomma, la paghi sta multa o cosa intento fare? La mia intenzione per ora è quella di lasciare il foglio vuoto e non pagarla, anche perché se tutti quanti noi dovessimo pagare una multa per bestemmia, a questo punto no, veramente il debito pubblico italiano sarebbe sanato in 10 secondi con il Veneto. È una comica perché io una roba così non l'ho mai vista e mai avrò, perché sono l'unico, penso, che sia stato mai in caserma a pagare una multa per bestemmie su Facebook, tra l'altro. Chiunque che bestemmia su Facebook facevo pure, che tanto non sei una roba così grave, che c'è gente che bestemmia anche in chiesa, quindi signori facevo pure, non stai preoccuparvi della multa, non penso che 100 euro ve cavi a voglia di bestemmare, anzi forse vi mette ancora di più, perché appunto che via a pagarli. Ecco, un saluto da Nicolò e da quello che ne controlla, sempre De Drio. Che dal 1999 la bestemmia è stata depenalizzata, è punibile solo con pena pecuniaria da 51 a 309 euro, vale per tutte le regioni, quindi non solo quelle di Stato. Invece per la forma femminile di bestemmia non è considerata un simbolo religioso, quindi non è punibile. Quindi, fasi voi altri, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.